Buongiorno, ciao a tutti. E prima di tutto oggi con la puntata di oggi vorrei salutare tutti gli amici e le amiche del gruppo Zaer Running Team, il Maurizio, tutti quanti, Luca, Riccardo, le ragazze. E vorrei salutarvi e farvi conoscere naturalmente questo strumento di comunicazione che io trovo molto affascinante, questo della radio, anche se probabilmente mi ascoltate in differita, ma l'idea insomma che possiate anche ascoltarmi in diretta, ed è possibile, ma approfondiremo meglio questa cosa qui nelle puntate future. Trovo insomma che questo strumento qua sia molto affascinante, la radio davvero. E oggi come al solito dedicherò soltanto 5 minuti, quindi anche il vostro ascolto sarà così insomma particolarmente agevole. E la puntata di oggi la dedico al gruppo di persone, di amici, ecco, con cui andiamo a correre. E io mi trovo soprattutto il sabato mattina, ci troviamo verso le 7 al bosco Zaer di Mestre, però in realtà continuiamo anche nelle altre parti del bosco, che sono poi il bosco Franca e quello più antico, diciamo così, è quel bosco antico, ecco. In realtà sono tutti quanti stati piantumati abbastanza recentemente, ma il bosco Ottolenghi. E il sabato adesso un po' meno con questo caldo, però generalmente il sabato siamo un po' tutti quanti. Abbiamo anche un nostro gruppo su Facebook, e per chiedere di essere ammessi dovreste contattare Riccardo. Cercate comunque Bosco Zaer Running Team su Facebook e Riccardo poi potrà mettervi nel gruppo, che adesso conta 23 persone. Io ho sempre amato fare sport all'aperto e correre, anche più o meno veloce, ecco, perché insomma ognuno ha il proprio stile, il proprio ritmo, i propri acciacchi, e quindi insomma c'è anche una sostenibilità nel poter correre un po' insomma come il tuo fisico te lo permette, ecco. Vivere, mangiare, bere, dormire, scrivere lentamente, correre lentamente, tutto questo fa parte della sostenibilità, ecco, del nostro stile di vita. Ognuno insomma può correre un po' come vuole. Noi ci troviamo il sabato mattina, ma anche tutti gli altri giorni poi i componenti del gruppo Bosco Zaer Running Team si trovano. E oggi con questa puntata di oggi vorrei coniugare i due temi che mi appassionano, che è quello di praticare lo sport all'aperto e dall'altro quella della tutela del territorio. Innanzitutto perché penso che chi fa sport all'aperto poi è anche più sensibile alle questioni ambientali, alla tutela del territorio, ma vorrei anche ricordare in questo minuto e mezzo che manca che anche noi del Bosco Zaer Running Team siamo chiamati in questo momento ad essere difensori del territorio, perché si sta delineando la possibilità, ecco, che si realizzi un bypass che dovrebbe unire, stiamo parlando diciamo del territorio di Favaro Veneto, ecco, a Venezia, unire via Montecelo a via Altinia, e questa opera potrebbe attraversare o interessare anche in maniera marginale, se vogliamo, ma non del tutto, ecco, il bosco di Zaer, che è uno dei pochi territori vergini tra Favaro ed Desio. È ancora una zona intatta dove ci sono campi e aziende agricole, e il rischio è che poi questa opera infrastrutturale apra la possibilità di nuovi insediamenti e quindi ad una ulteriore antropizzazione, infrastrutturizzazione, urbanizzazione del territorio. Quindi è il caso che anche come gruppi sportivi ci attiviamo proprio per difendere l'integrità territoriale dell'ambito in cui viviamo e in cui facciamo sport. Vi saluto, a presto, ciao a tutti!